Thomas Toffoli, candidato per il Movimento di Responsabilità Nazionale a Godega di Sant'Urbano, e Gedeone Nenzi per Veneto Stato a Conegliano. Allora, io ho detto che non è un dibattito, quindi loro si sono accomodati tutti e due perché siamo in diretta anche in web oggi e quindi facciamo, diciamo così, numero, anche facciamo scena. Però parleranno separatamente. C'è la possibilità per il pubblico di intervenire in diretta per fare magari delle domande ai candidati sindaci attraverso il nuovo numero di SMS 346 61 65 498 oppure anche mandando una mail a diretta@radioconegliano.it. Allora, prima di partire chiedo scusa ai telespettatori per un po' di emozione, essendo la prima volta in diretta video e non solo in radio. Vedo lo sguardo di Enrico Della Coletta in regia per Radio Conegliano che mi conforta e quindi seguirò lui quando le sue espressioni. Allora partiamo subito con Thomas Toffoli. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Conegliano, tutti i coneglianesi in ascolto e i vittoriesi. Chiedo innanzitutto subito 5 secondi di silenzio per quasi 50 persone che si sono tolte la vita a causa dei debiti. Dato allarmante. Via il cronometro, grazie. Ecco, doveroso questo poco tempo, naturalmente non possiamo fare un minuto in radio, ma doveroso per naturalmente queste persone in difficoltà che appunto si sono tolte la vita, come ha ricordato Thomas Toffoli. Allora, noi abbiamo preparato la nostra solita scaletta, cercheremo di attenerci a questa, poi naturalmente se arriveranno delle domande dall'esterno via via le riporteremo. Allora, innanzitutto 3 aggettivi per descrivere la politica di oggi. Ma la politica di oggi, a questo punto, visti gli eventi accaduti che ho appena menzionato, la politica secondo me oggi è bugiarda, menzognera, deludente e diversamente orientata. 3 aggettivi per descrivere la società di oggi. La società di oggi, parlando spesso tra la gente, attraverso i gazebi, sono spesso nelle varie città, oggi è delusa, preoccupata, affaticata ed indebitata. Ecco, torniamo quindi con questo aggettivo indebitata, proprio sì, ricordando l'inizio. 3 aggettivi per descrivere il suo paese, Godega. Il mio paese di origine, Godega di Sant'Urbano, è un paese, secondo me, di grandi lavoratori, volenterosi, imprenditori, e un paese di collegamento tra Veneto e Friuli, grazie anche alla nuova realizzazione dell'autostrada tra Friuli e Veneto, e dell'agricoltura e di ottimi politici. Vedi il nostro governatore del Veneto, Luca Zaia, che è uno dei migliori secondo me d'Italia, e quindi viene fuori proprio dal comune di Godega Sant'Urbano, località di Bibano, il quale saluto. Quindi un giudizio positivo sul suo paese, insomma sul suo comune. Sì. 3 valori in cui crede. Io credo nella vita, nella passione e nell'onestà, sempre della persona. Allora, perché ha scelto di candidarsi? I motivi sono tanti, però tra i maggiori ho deciso di candidarmi perché vorrei portare il mio contributo nella lotta alla crisi, primo obiettivo, perché penso di cambiare il modo e l'obiettivo di gestione in genere e di fare politica, proprio cambiare il modo attuale di fare politica, ritornare al sindaco come rappresentante e sostenitore dei cittadini, valore ormai perso di vista. Senta, ci dice 2 parole sul Movimento di Responsabilità Nazionale dell'onorevole Scilipoti, che è un po' nuovo, diciamo così, sulla scena politica, soprattutto locale, magari i cittadini non lo conoscono bene. Diciamo fosse nuovo, sì, nella nostra zona, nel Trevigiano, comunque che stiamo facendo conoscere molto in questo momento, partendo da Vittorio Veneto anche a Godega di Sant'Urbano, che siamo presenti sabato al mercato, e lo stesso a lunedì a Vittorio Veneto, che partiamo con un cavallo di battaglia forte che è la legge contro la pignorabilità della prima casa, disegno di legge presentato alla Camera proprio dall'onorevole Scilipoti, e che ho sposato questa causa a seguito di contrastare questa cosa. Abbiamo avuto buoni risvolti, la gente che viene a passeggio si ferma a firmare tramite i banchetti, 10 su 9 si fermano a firmare,
e a chiedere sostegno su questo fronte. Quindi siamo molto soddisfatti. L'onorevole Scilipoti è un politico, si sta dando da fare per la gente, spero lo prendano esempio anche gli altri e sia di stimolo per il nuovo modo di fare politica. Ecco, ci spiega anche brevemente il simbolo che possiamo vedere sulla sua spilletta? Ma già la parola dice tutto. Movimento Responsabilità Nazionale, proprio in questo momento io dico e chiedo a tutti i politici di unirsi, che serve proprio più responsabilità, a partire da Godega di Sant'Urbano fino alla Sicilia. Allora, entriamo nel vivo dei programmi per questa prossima campagna elettorale e quindi che cosa propone Thomas Toffoli per il suo paese. Partiamo da un tema molto delicato che è il sociale. Esatto. Nel sociale, visto che abbiamo molte famiglie in aumento di povertà e di crisi, oggigiorno a causa della crisi le famiglie sono sempre più povere e con il rischio di non permettersi più una casa ed un lavoro. Ecco che ho pensato e propongo la realizzazione di un villaggio casa solidarietà, dove verranno ospitate famiglie o persone che hanno perso tutto, ma che vi lavoreranno in questa struttura, o chiamiamola comunità, nell'agricoltura, creando l'artigianato, eccetera. Richiederemo richiesta fondi e comunità europee per realizzare il tutto. Chiederemo l'apertura di uno sportello CAD, che voglio spiegare cos'è, il centro ascolto del disagio, che sono il responsabile, il capo dipartimento rapporti interlocali della provincia di Treviso, ha aperto tanti dipartimenti quanti ministeri, proprio per servire le persone, i cittadini nel sociale, verranno a chiedere le loro esigenze e noi saremo al loro fianco con uno sportello gratuito inserito all'interno del comune. Ecco che questo progetto del Casa Solidarietà è proprio creato dal CAD, che verrà appunto affiancato nel comune. Lì vi lavoreranno queste famiglie, verranno ospitate, prescindere italiani e stranieri, verranno accolti tutti, ma lavoreranno affiancati da delle aziende artigiane dove potranno creare e produrre i vari prodotti, artigianato, falegnameria, agricoltura, allevamento a terra biologico, in modo da poter vendere i prodotti nel paese, creando anche una salute, un prodotto, un'alimentazione più sana su tutti i fronti. Questo è il primo obiettivo nel sociale. Quindi un potenziamento dei servizi sociali, se sì, così esatto, possiamo dire. Sì. E poi sul fronte sicurezza, a Godega si parla spesso di questo tema, degli occhi elettronici, della sicurezza sulle strade. Lei che cosa propone? Ma purtroppo, visti gli ultimi eventi accaduti nel nostro territorio e visto che i furti presso le abitazioni sono in aumento, ecco dunque che è il momento di potenziare attraverso le forze dell'ordine maggiori pattugliamenti sia giornalieri che notturni, specialmente nei quartieri o frazioni e vie più isolate. Verranno maggiorati gli agenti e volanti dei vigili urbani, solo così potremo contrastare la criminalità organizzata. Dobbiamo praticamente intimidire questi personaggi che vengono a deturpare la quiete e la serenità di tutti i residenti di Godega di Sant'Urbano. Ma secondo lei, con le scarse risorse a disposizione, è fattibile riuscire ad avere più personale, ad esempio i vigili? Diciamo oggi sì, ma con l'idea innovativa che io, è un pensiero giovane da parte mia, che sono anche nel settore del cinema e spettacolo nazionale, che crea uno sviluppo per migliorare l'economia, visto che Godega di Sant'Urbano detiene un polo fieristico importante, cercheremo di incentivare più manifestazioni durante l'anno. Ecco che con il ricavato andremo a sostenere e pagare, diciamo, questi nuovi agenti in modo da tutelare la sicurezza. C'è la soluzione, noi l'abbiamo pensata e la porteremo avanti. Certo. Allora, cultura. Sì. Ma cultura, le origini di Godega risalgono sin dalla preistoria. Il nome del paese è stato dato in ricordo ai Goti e Godega ebbe origine verso il V secolo. Quindi la storia c'è. Molti nel paese gli itinerari culturali da poter far visitare ai turisti. Infatti molte sono le chiesette storiche ben conservate. Ecco dunque che dobbiamo puntare ad un'ottima pubblicità a livello internazionale, promuovendo le stesse con delle guide turistiche che potranno trovare presso un nuovo ufficio turistico informazioni presso il comune di Godega. Come nuovo sindaco propongo ogni mese una fiera perché possa essere di richiamo al turismo. Oltre che la tradizione antica fiera si potrà svolgere la fiera nautica
dei camper, expo delle auto, dei prodotti tipici, concerti di vario genere, sfilate di moda, eccetera. Quindi c'è un polo fieristico, sfruttiamolo di più, Esatto, insomma, cerchiamo di farne una risorsa, come diceva prima. In modo da attingere velocemente a delle risorse, visto che oggi abbiamo estrema necessità. Certo, dal punto di vista dell'ambiente, si può fare qualcosa per migliorare l'ambiente, il territorio di Godega? Ma per l'ambiente io direi di puntare ad inserire nelle nuove costruzioni, ma comunque già nelle esistenti, l'inserimento di impianti fotovoltaici per le energie e di pannelli solari per il riscaldamento della casa, anche perché così andremo a diminuire l'inquinamento emesso dai gas di scarico di queste caldaie. Certo. Quindi andremo a sostenere questo progetto ed a incentivare tutto ciò. Per il momento. Un'altra idea importante è che potremo comunque chiedere i fondi della Comunità Europea, perché purtroppo ho sempre insistito a dirlo anche nelle precedenti campagne elettorali regionali e provinciali che ho avuto modo di partecipare, che abbiamo perso i treni delle comunità europee. Ecco che se noi presentiamo i progetti tipo sui rifiuti, un impianto RSU autoclave appurato e analizzato da me stesso, appurato in campagna elettorale alle precedenti elezioni, abbiamo visto che dopo 3 anni dall'installazione si può togliere la tassa sui rifiuti riciclando tutti i materiali con questo impianto unico esistente oggi ad Alba, che ho tutta la documentazione analizzata apposta, e si potrà togliere la tassa dei rifiuti, quindi non daremo tasse ma le toglieremo grazie a soluzioni innovative dove ho voluto coinvolgere tecnici competitivi per far sì di migliorare la vita dei cittadini di Godega. Questa è una notizia positiva per i cittadini di Godega, si toglieranno un po' di tasse. Prima di tutto sì. Allora, trasporti e mobilità. Godega ha una strada importante che è la Ponte Bana che la attraversa, ci sono spesso problemi di traffico, eccetera. Lei ha pensato a qualche soluzione alternativa? Ma diciamo innanzitutto andranno rifatti i manti stradali e la manutenzione in maniera più frequente. Realizzeremo piste ciclabili verso i collegamenti stradali tra Godega, Vivano e Pianzano, così garantendo la sicurezza dei cittadini. L'installazione presso i centri abitati di pannelli ben visibili di indicazione e attraversamento pedoni. Oggi purtroppo con un grande traffico alla Ponte Bana vedo anch'io che nell'attraversamento c'è il rischio a volte che si rischia di essere investiti, quindi andremo a garantire la sicurezza. Eventuale idea, la realizzazione di sottopasso pedonale ciclabile, vedi il comune di San Fior che anche loro da anni lo hanno realizzato in maniera che garantiamo la sicurezza proprio del cittadino. Ecco. Senta, mi fanno cenno che deve parlare più vicino al microfono, più direzionato verso il microfono, grazie. Allora, tema immigrazione. Nei paesi del Coneglianese, ma diciamo così nei paesi più piccoli, in questi ultimi anni l'immigrazione, la percentuale di stranieri residenti è aumentata. Com'è la situazione a Godega e ci sono prospettive per il futuro? Quali? Ma guardi, io essendo un imprenditore nel settore edile e da padre in figlio, ho seguito negli ultimi anni, perché abbiamo appunto dovuto ricorrere al personale straniero, e ho seguito i permessi di soggiorno, le varie documentazioni sempre a livello umano, e dico sono persone comunque da sostenere e aiutate, vanno integrate. Tener presente che a Godega di Sant'Urbano, da una verifica dei dati, siamo circa una 70ina di stranieri, quindi sono già tantini per un paese, tenendo conto di tutte le famiglie che loro appartengono. Sono una risorsa perché, come dico, oggi i nostri giovani italiani che cercheremo di recuperare con dei corsi di formazione, vedi proprio nell'edilizia, non troviamo più giovani della mia età e dei paesani che vengono a fare i muratori, i falegnami, i lavori di prima attività. Quindi bisogna sostenerli, vanno integrati, vanno informati, vanno resi, vanno coinvolti, e creare fra loro comunque che sia un referente dei stranieri nel comune, in modo sia responsabile e ben informato come si devono comportare sia qui comunque anche a casa loro. Vanno integrati e informati e sostenuti sicuramente, perché sono risorsa per le imprese che continuano a lavorare, vanno avanti e hanno bisogno ancora di loro, perché si adattano a lavori umili e sono lavoratori comunque già tutti conosciuti da me, insomma, nel paese di Godega. Certo.
Allora, breve pausa per ricordare che se ci sono domande da parte degli ascoltatori o di chi ci sta seguendo in diretta video su vivetv.it, potete mandare un sms al 346 6165 498 o ancora mandare una mail a diretta@radioconegliano.it, così i nostri candidati potranno rispondere in diretta. Oggi abbiamo con noi Thomas Toffoli, candidato sindaco a Godega per il Movimento di Responsabilità Nazionale, che sta appunto intervenendo in questi minuti. Successivamente avremo Gedeone Nenzi per la lista Veneto Stato, candidato sindaco probabile a Conegliano. Allora, proseguiamo. Opere pubbliche. C'è qualche opera necessaria a Godega? Beh, sicuramente, come già ho pubblicato nei giornali e nei quotidiani, realizzeremo una casa di riposo oggi sprovvista, e a seguito delle lunghe liste d'attesa, perché avendo un nonno di 96 anni ancora lì residente a Godega di Sant'Urbano, il capo di famiglia che è stato un grande lavoratore e un grande personaggio del paese, c'è la necessità di realizzare una casa di riposo dove possa essere assistito, dove possa avere la compagnia e dove i familiari lo possono andare a trovare anche a piedi. Oggi questo non è possibile perché dobbiamo chiedere sostegno nei comuni limitrofi, quindi la prima cosa, priorità, sarà anche una casa di riposo verrà realizzata a Godega di Sant'Urbano, che necessita per tutti gli anziani. Quindi questa è un'opera indispensabile, sì, insomma, sì, anche dal punto di vista sociale, non solo dal punto di vista delle opere pubbliche. Sì. Allora, valorizzazione del territorio. Lei ha già dato qualche anticipazione parlando del polo fieristico e delle attività culturali che possono essere incentivate a Godega. Certo, creeremo comunque, insisto a dire, più fiere, più iniziative a livello fieristico, approfitteremo della struttura ben diciamo disposta, però dovremo puntare a una pubblicità, come ripeto, a livello internazionale. Il sindaco dovrà andare a trattare appunto con le varie regioni, Friuli, Lombardia, anche in Slovenia, in Austria, perché se andremo ad informare i vari assessorati al turismo, potranno, anziché che passino di strada di percorrenza per Cortina, per il mare e Jesolo, possano sostare a Godega di Sant'Urbano per riscoprire le bellezze che ha e queste fiere di vari prodotti che producono le aziende di Godega, e anche incentivando i negozi perché rimarranno aperti e potranno vendere i loro prodotti ai turisti, quindi questo è un incremento di sviluppo economico per la città. Certo. Io vedo questa soluzione oggi in maniera veloce per recuperare fondi. Io pensavo anche un'altra cosa, il problema banca oggi c'è, hanno chiuso i rubinetti, tanto è vero che hanno chiesto dalla comunità europea milioni e milioni di euro, che loro se li sono, fra virgolette, non intascati, ma li hanno reinvestiti in buoni del tesoro con l'1% di interesse agevolatissimo, e non li hanno dati ai contribuenti, ai cittadini, non hanno erogato mutui. Quindi noi con questa soluzione andremo a creare un fondo, un deposito nelle 3-4 banche che sono presenti a Godega e che aderiranno, e aiuteremo i cittadini di Godega nei mutui, negli acquisti della prima casa e nel migliorare la loro vita quotidiana, che oggi a fine mese non arrivano più. Dobbiamo far sì che le banche aprano, e se non aprano cercheremo noi in questa maniera di farle aprire. Allora, abbiamo concluso la parte più seria, certo, diciamo, di questa presentazione. Dopo il 3x4 con i vari aggettivi e i dettagli, diciamo così, le proposte scusate, di programma per Thomas Toffoli a Godega, passiamo al lato più umano del candidato sindaco, certo, per conoscere meglio la persona che si presenterà per guidare il paese. Allora, libro o autore preferito, Thomas Toffoli? Ma io ho scelto un autore forse poco conosciuto, ma che io ho conosciuto di persona, che è il generale Luciano Garofano, ex colonnello di RIS di Parma, che ho avuto modo di fare una campagna elettorale assieme. Lui era europarlamentare candidato, io candidato del comune del sindaco di Vittorio Veneto, e ho scelto questo libro del titolo Delitti imperfetti, che è il primo serial killer italiano, che parla di 17 omicidi compiuti e di una persona che ha colpito in 17 volte, in 17 modi diversi e con 17 vittime, e che vede il generale Garofano coinvolto nelle analisi e perizie nei vari casi. Quindi un taglio tecnico, diciamo, sì, molto specifico del libro. Sì, sì, sì. Canzone o cantante preferito? Ma la canzone e il cantante che mi ha colpito proprio
e che vi stiamo vedendo in questo momento è la canzone di Emma del precedente festival di Sanremo, e che tra l'altro è stata la vincitrice del festival, dal titolo Non è l'inferno, che parla delle difficoltà della vita e della crisi. È una canzone attuale, quindi, anche Sì. dal punto di vista del testo. Sì, Periodo storico preferito? Io ho scelto non il solito periodo storico, ma un storico del 400 d.C., verso la prima metà del V secolo, dove vede protagonista Alarico, re dei Visigoti. Infatti ho scelto questo proprio periodo perché, essendo direttore dell'Accademia del Cinema di Vittorio Veneto, da poco nata, che segue la formazione e la recitazione di vari giovani che diventeranno attori, durerà 6 mesi in collaborazione col Teatro Polivalente di Occhiobello e con la partecipazione del regista De Laurentiis. Alla fine del corso realizzeremo un film sulla storia di Sant'Augusta, che vedrà impegnati proprio gli allievi nella realizzazione in quest'epoca, che andrà a valorizzare anche il territorio. Quindi questa è una bella novità che porteremo comunque anche a Godega di Sant'Urbano, e realizzeremo un'altra accademia per i giovani di Godega e meno giovani, perché anche lì a Vittorio abbiamo persone di 50 anni, marito e moglie, che partecipano, e oltre che entrare nel cinema serve per prepararsi nella vita del lavoro, perché serve a sciogliersi, l'ho fatto anch'io, certo. E quindi mi sento molto meglio oggi ad affrontare un'intervista. Oggi Vive TV, anche Radio Conegliano, sono già stato in diretta TV, ho fatto un testa a testa alle precedenti amministrative sulla 7, gli unici siamo stati io e il candidato sindaco Toni Darè, attuale sindaco di Vittorio, gli unici 2 su 7 candidati hanno il coraggio, non è facile. No, infatti non è facile. E oggi andiamo avanti bene, che insomma servono questi corsi, e speriamo in molti aderiranno a questa cosa. Sono una formazione certo. anche personale Sì, alla vita. Sì, serve molto. Sì. Allora, in conclusione della presentazione, 2 domande a sorpresa, quindi che non avete ricevuto certo. come anticipazione nella scaletta. Allora, in politica, se non è zuppa e pan bagnato? Se sono rose fioriranno. Allora, radici e fasioi o ravioli di pesce? Radici e fasioi. Non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Allora, grazie a Thomas Toffoli, candidato sindaco a Godega di Sant'Urbano per il Movimento di Responsabilità Nazionale, per essere stato con noi. Grazie. Grazie, arrivederci a voi. Grazie. Non vado via perché mi faccio compagnia. Esatto, più rimango più mi sciolgo, esatto. Non come un ghiacciaio. Ci conforta. Certo, ci sosteniamo a vicenda, così sento anche il nuovo candidato di Veneto Stato. Sì, tocca a lei. Gedeone Nenzi, per Veneto Stato, probabile, sì. Ho detto prima, candidato a Conegliano. Esatto, e adesso mi spiega lei perché probabile. Perché abbiamo ancora delle consultazioni in atto. Deve parlare più vicino al microfono. Abbiamo ancora delle consultazioni ecco. in atto e ancora non è definitivo. Perché lei è coordinatore per Veneto Stato d'area del Coneglianese, esatto. Quindi è lei che tiene un po' le fila di queste liste che poi si presenteranno per Veneto Stato nei vari comuni, Conegliano e Coneglianese. Esatto, così è un po' la storia. Allora, senz'altro. Prima di cominciare ricordo ancora che anche nel suo caso gli ascoltatori e anche quelli che ci stanno seguendo in diretta video su vivetv.it possono inviare delle domande mandando un sms al 346 6165 498 oppure inviando una mail a diretta@radioconegliano.it. Rimane qui anche Thomas Toffoli, quindi se arrivano delle domande sì, siamo pronti a rispondere. Allora, partiamo subito con il 3x4, l'ho chiamato così. 3 aggettivi per descrivere la politica di oggi. Ma la politica, nel vero senso della parola, secondo me è invisibile, evanescente, inesistente. Addirittura, inesistente. Sì, questa non è politica. È molto forte. 3 aggettivi per descrivere la società di oggi. Ma la società di oggi è vivace, dinamica, la troviamo un po' tesa, un po' ansiosa. Andiamo un pochino meglio rispetto alla politica, però siamo sì, molto positivi. La società è molto più... 3 aggettivi per descrivere il suo paese, in questo caso la sua città. Ma io trovo che Conegliano sia un paese meraviglioso, è molto vivace, molto creativo e con una buona cultura. Lei è il primo probabile candidato sindaco per Conegliano che interviene, quindi ha questo leggero vantaggio rispetto agli altri. Aprire la scia dei candidati sindaco a Conegliano.
tre valori in cui crede. Ma allora, devo iniziare con l'indipendenza, visto che è nel nome del nostro movimento, ma l'indipendenza è intesa proprio come libertà. Poi c'è indubbiamente la coerenza, senza la quale non riusciamo a costruire nulla, e l'amore, inteso come amore universale, l'amore un po' per tutte le cose. Certo, l'amore con la maiuscola. Esatto. Allora, le chiedo perché ha scelto di candidarsi, in questo caso le chiedo perché Veneto Stato ha scelto di candidarsi, perché non è detto che sarà lei, come abbiamo detto poco fa. Questo perché Veneto Stato ha un progetto politico risolutivo della crisi che stiamo vivendo adesso, e dal nostro punto di vista, dal punto di vista del 53% dei veneti, è senz'altro attuabile. Qui entrerei poi in un discorso diciamo, molto più ampio diciamo, e quindi vogliamo portare avanti questo discorso e vogliamo iniziare dai comuni, perché il comune è la prima istituzione a cui si rivolge il cittadino ed è emanazione diretta del cittadino, un comune che sia capace di ascoltare e un comune nel quale introdurre strumenti di democrazia diretta. E questa sarà la nostra grande novità. Il cavallo di battaglia. Lei ha dato un dato, il 53%. Mi riferivo ad un sondaggio che è stato fatto a gennaio, dal quale risulta che il 53,3%, un sondaggio scientifico fatto su Campione, il 53,3% dei veneti è per l'indipendenza, e la domanda secca voterebbe sì per un Veneto indipendente. Allora, entriamo nel dettaglio delle proposte di Gedeone Nenzi e di Veneto Stato per Conegliano, per migliorare, diciamo così, Conegliano. Partiamo dal settore che in questo periodo storico, in questo momento, è quello più sentito, diciamo così, che sente di più la crisi, che è il sociale. Indubbiamente sì, è proprio... come ha detto lei, è dovuto alla crisi, sul sociale ci sarà parecchio da fare, ci vorrà parecchia attenzione. C'è da dire anche che Conegliano comunque già ha diverse attività e ha già un ottimo rapporto diciamo, tra i cittadini, sociale e i cittadini. E solamente che le tensioni aumenteranno, io non più tardi, qualche giorno fa, ho avuto modo di vedere, credo, un paio di barboni in stazione, e sono delle cose che fanno pensare. Dobbiamo rimanere aperti, dobbiamo soprattutto ascoltare i cittadini e a prestare attenzione a ciò che ci succede giorno per giorno. Ecco, ascoltare i cittadini, quindi come diceva prima, democrazia diretta, ascoltare i cittadini, sono molto collegati i temi. Dal punto di vista della sicurezza, Conegliano ha molte strutture delle forze dell'ordine, quindi i carabinieri, la polizia, poi naturalmente ci sono i vigili urbani, la polizia locale, la guardia di finanza, ma sembra non essere mai abbastanza, e nemmeno gli occhi elettronici, che sono tanti a Conegliano. Si può migliorare? Senza dubbio si può migliorare, l'importante in questo caso è avere un buon coordinamento fra queste forze, perché può capitare di vedere pattuglie per esempio in zone abbastanza vicine, delle aree che restano un po' scoperte un po' più a lungo. Io ho avuto una breve esperienza nei carabinieri, ho avuto modo un po' di vivere queste cose, questa realtà, e si può fare di più, soprattutto coinvolgendo anche in questo caso la popolazione, che deve sentire le forze dell'ordine vicine e non come dei controllori possibili o degli agenti che siano in giro con intenzioni punitive in sostanza. Certo, a Conegliano era partito, diciamo così, il progetto sperimentale dei vigili di quartiere, poi per mancanza di risorse non è possibile mantenere sempre questo servizio, e anche del poliziotto di quartiere, che invece ogni tanto si vede girare per la città, soprattutto durante il mercato. Questo contribuisce sicuramente a rafforzare il rapporto tra i cittadini e le forze dell'ordine, la presenza costante in mezzo a loro. Senza dubbio. Quando lei ha parlato appunto di questo rapporto mi sono venute in mente le guardie civiche, le ronde, non parliamo di questo, parliamo di altre cose, giusto? Sì. Comunque è sempre una partecipazione anche in questo caso dei cittadini, perché se le forze dell'ordine sentono, se i cittadini sentono le forze dell'ordine vicine,
e c'è un dialogo costante, noi possiamo tenere sotto controllo il territorio. Certo. Non certo l'iniziativa personale dei cittadini, che poi non dovrebbero aver bisogno di mettere a repentaglio la propria sicurezza, per questo ci sono queste persone, queste forze che sono già organizzate per quello. Allora, cultura, in una città come Conegliano la cultura è viva sicuramente, però sicuramente si può fare di più. Io lascerei spazio alle nuove iniziative, soprattutto dei giovani, perché come dicevo prima c'è un fermento, c'è un'attività creativa di base che può darci delle belle soddisfazioni, sempre partendo dalla nostra storia. Ne abbiamo anche su Conegliano tantissimi e partiamo da questa base per poi andare incontro verso il futuro, verso delle soluzioni nuove. Certo. Opere pubbliche. A Conegliano il tema delle opere pubbliche è molto delicato e molto complesso. È grosso. Ed è grosso. È grosso. Per affrontarlo in 2 parole così bisognerebbe essere anche ben più preparati di quello che sono io adesso. In ogni caso ci sono dei nodi forti, vorrei dire ex area Zanussi, ma è una cosa senz'altro da risolvere. Anche lì ci vorrà parecchia attenzione, senza, dico io, fare delle cose, immaginare degli scenari futuristi di chissà che cosa, cercare di fare delle cose pratiche, cose che siano un po' a portata del comune, a portata nostra, che sia qualcosa di pratico che possa essere usato dai cittadini in sostanza. Sempre. Ma c'è un'opera pubblica indispensabile oppure al momento no? Ma secondo me c'è da sistemare un po' quello che c'è. Ecco. Soprattutto tenere e mantenere, diciamo, la ricchezza comunque che abbiamo nel territorio va mantenuta. Certo. Perché altrimenti il degrado se la risolve in poco tempo. Esatto, crea tutto un negativo di conseguenza. Esatto. Allora, ambiente e valorizzazione del territorio. Ma, allora, io desidererei incentivare, agevolare le iniziative turistiche, e questo dovrebbe proprio passare per il migliorare il territorio. Io sono però convinto che siano i cittadini stessi, siamo noi stessi che facciamo sì che il territorio sia mantenuto bene. Non possiamo immaginare di avere un ente superiore che ci sistema sempre tutte le cose. Certo. E quindi se noi lavorassimo con delle iniziative per il turismo, ma in maniera capillare, noi ci troveremo ad avere anche che tutto il territorio verrebbe curato e sistemato benissimo. Certo. Io vedo Conegliano un po' come il ponte tra il mare e le nostre meravigliose montagne, le nostre Dolomiti. E quindi valorizzare anche da questo punto di vista. Come meta intermedia naturalmente poi ci sono le colline del Prosecco, quindi siamo già avvantaggiati. Una sosta qui a Conegliano verso sera e poi giù al mare o sulle montagne. Non avevo inserito nella scaletta che vi ho mandato, però ho chiesto anche a Thomas Toffoli il discorso immigrazione, perché a Conegliano, proprio perché è una città con molti abitanti, è molto sentito il tema dell'immigrazione. Abbiamo ogni giorno da rapportarci con le persone straniere che sono venute qui, che sono venute a Conegliano per cercare anche loro di sistemarsi. Si può fare qualcosa in più per loro? E seguirli con attenzione, perché indubbiamente noi conosciamo la città, conosciamo i nostri usi, i nostri consumi, i nostri costumi, ci rapportiamo bene, loro qualche volta meno. Qualche volta secondo me vale la pena immaginare di perdere un po' di tempo per spiegare loro un po' com'è la nostra cultura. Certo. Ecco, su questo tema mi viene in mente di porre l'attenzione, non l'abbiamo fatto all'inizio ma lo farei, come abbiamo fatto anche con il suo predecessore. Veneto Stato è un movimento, un partito indipendentista che non ha niente a che vedere con la Lega Nord. Io lo specificherei perché magari non tutti conoscono. Quando è nato Veneto Stato e come si è sviluppato brevemente? Veneto Stato è nato a settembre del 2010, si è sviluppato molto rapidamente, comunque è nato da un gruppo di persone indipendentiste. Certo.
volendo vedere, è nato delle persone che hanno vissuto piuttosto la Liga Veneta. Sì. E che poi nel momento del passaggio alla Lega Nord e soprattutto nello sviluppo della Lega Nord, che è diventata un partito un po' come gli altri, vediamo che quando un partito comincia a mettere nel simbolo il nome del segretario, io credo che sia qualcos'altro che un partito democratico, insomma. E quindi tutti noi, io per primo, che quella volta ci eravamo mossi con questo desiderio per la nostra cultura, per il Veneto, per questa indipendenza, che quella volta poteva essere autonomia, adesso abbiamo capito che l'autonomia non è raggiungibile, l'indipendenza sì invece, ed è molto più facile, e ci siamo rimessi a fare politica nel vero senso della parola. Ecco, qui in zona Conegliano e dintorni è conosciuto il movimento Il Life. Voi avete a che fare, avete dei contatti, siete un'altra cosa? Sì, vabbè, allora sì, siamo un'altra cosa, ci sono tantissimi amici della LIFE che sono con noi siamo con loro, non c'è problema. L'IFE è un sindacato. Quindi è una cosa parallela, si potrebbe dire, cosa, condividete certi cioè, aspetti. Sì, ci sono, diciamo, ecco, io non sono iscritto in LIFE, ma potrei esserlo perché non è un altro partito, certo. È un sindacato. Sì, esatto, Un sindacato di imprenditori, di categoria. Esatto, federalisti, e quindi noi ci siamo perché certo, questo è il principio. Noi sì vogliamo l'indipendenza, ma abbiamo anche tutto il programma poi, certo. Sappiamo anche che cosa vogliamo, abbiamo una visione assolutamente federalista. Allora, passiamo dalla parte seria a quella un po' meno seria, diciamo così, o meno, più divertente. Esatto, più divertente, a scoprire un po' il lato umano del probabile candidato sindaco a Conegliano. Allora, libro autore preferito? Beh, ne ho tantissimi, comunque uno che mi capita in mano sempre abbastanza spesso è Henri Laborit con il suo Elogio alla fuga. Siccome tra l'altro parte da una metafora marina, io sono appassionato di vela e quindi la sento molto. Lui dice che le più belle cose sono state scoperte proprio quando nei temporali, durante i temporali con ste navi fuggivano e approdavano su spiagge che altrimenti non avrebbero mai scoperto. È un po' il discorso di Einstein riguardo alla crisi, no? Questo momento di crisi ci stimola, altrimenti io per esempio non sarei qui se non ci fosse adesso questo momento così grave, perché probabilmente starei seguendo i miei lavori. Certo. Invece adesso ci attiviamo tutti e vedrete che senz'altro i risultati ci saranno. Questo è confortante. Sì, allora, canzone o cantante preferito? Non ho dei cantanti preferiti, io amo molto la musica, mi piace il jazz, mi piace un po' la musica classica, ma ascolto anche di raga indiani, cioè, le sonorità particolari mi interessano aperto parecchio. alla musica. Sì, poi ci sono un sacco di certo. cantanti, Dalla che ci ha lasciato poco tempo fa, per esempio, fantastico. Allora, periodo storico invece preferito? Non posso non dire l'età d'oro della Serenissima Repubblica di Venezia. Certo, sì, ovviamente questa era scontata. Allora, anche per lei, due domande a sorpresa, che adesso non sono più a sorpresa perché le ho già fatte al sono suo stesse di prima. certo, non mi sono preso nota. Bene, meno male. Sono sorpresa di nuovo. Allora, in politica, se non è zuppa e pan bagnato? No. Risposta secca. Radice e fasioli o ravioli di pesce? Beh, un giorno uno, il giorno dopo l'altro. Ah, non si fa mancare niente. Ma assolutamente no, è il bello della vita. Allora, siamo in conclusione dell'appuntamento di oggi con la politica. 6 maggio si vota, abbiamo concluso in questo momento la presentazione di Gedeone Nenzi, probabile candidato sindaco a Conegliano per la lista Veneto Stato, e poi prima abbiamo sentito Thomas Toffoli, candidato sindaco a Godega di Sant'Urbano per il Movimento di Responsabilità Nazionale. Io vi ricordo che 6 maggio si vota, andrà in onda sempre in diretta la prossima settimana, il prossimo mercoledì. Saremo in diretta ancora in live streaming su vivetv.it. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima settimana. Grazie, arrivederci a tutti.